È partita da Mogliano, in men che non si dica la proposta del sindaco leghista Giovanni Azzolini è stata sposata da moltissimi comuni. Da nord a sud, passando per il centro, l'idea di indire un referendum per l'abrogazione, sia pur parziale, della legge Merlin sta riscuotendo consensi bipartisan, non solo politici ma anche di genere. La raccolta firme è iniziata stamattina anche a Calalzo di Cadore, un atto doveroso, sottolinea Luca De Carlo. Ci sono 4 assolutamente buoni motivi per spingere la gente a chiedere l'abolizione della legge Merlin. Uno è che bisogna fermare il racket delle prostitute. Il secondo è che finalmente potremo avere delle prostitute che sono comunque controllate anche sotto profilo igienico. Il terzo è un argomento di carattere anche tributario, cioè pagherebbero come tutti le tasse sul territorio, e il quarto è di carattere assolutamente sociale. Credo che si andrebbero a finire tante frustrazioni, qualcuno sfogherebbe la propria frustrazione in un modo controllato. A Calalzo si firma tutti i giorni dal lunedì al sabato in municipio con orari 10, 12 e 30. Entro il 30 settembre dovranno essere raccolte 500.000 firme valide che dovranno essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione. Solo dopo potrà iniziare il percorso referendario, spiega il primo cittadino di Vittorio Veneto, Darè. Abbiamo visto che il fenomeno della prostituzione sulla strada non è stato risolto, anzi si è aggravato. Soprattutto la prostituzione in strada porta a delinquenza, porta chiaramente dei giri malavitosi. È finita l'era del bigottismo, dobbiamo renderci conto che certe cose vanno affrontate in maniera seria. Non possiamo pensare che l'Italia sia l'unico paese che non adotta una legge in questo tema. Si calcola che il giro d'affari che ruota attorno al mondo della prostituzione sfiori in Italia i 20 miliardi di euro annui e i sindaci, in tempi di vacche magre come questi, guardano con interesse anche all'aspetto economico prodotto da un'eventuale modifica della legge Merlin. Se fanno le case chiuse è chiaro che ci saranno poi le tasse da pagare e quindi qualche introito in più per le casse dello Stato che sono sicuramente in questo momento sono disastrose.